Prendere posto nella prima fila. Vi prego di prendere posto. La famiglia del professor Someda è invitata. Buongiorno, buongiorno. La signora l'ho salutata. Si vede, assomiglia. Papà da rugbista, conosco molto di suo figlio e devo dire che anche la somiglianza è notevolissima. Benvenuti. Benvenuti. La mamma da rugbista. Benvenuta. Vi prego. È con commozione che si accinge sempre alle commemorazioni di soci, un rito che è importante per l'istituzione e ancora di più per quelli per i quali la persona che è commemorata era un amico personale, e questo è il caso per molti di noi. Questa commemorazione ne segue altre molto belle che abbiamo visto, fatte a Padova, alla Galileiana, eccetera, e quindi è con grande piacere che invito il professor Ettore Fornasini a tenere la commemorazione ufficiale. Dopo un lungo periodo di sospensione della normale vita dell'istituto, in queste prime adunanze è naturale, entrando in questa sala, volgere lo sguardo intorno alla ricerca di colleghi ai quali ci lega la consuetudine di tanti incontri. E non vedere più fra noi Carlo Someda, che per molti anni ha partecipato con assiduità alla vita dell'istituto, il suo tratto elegante, il contegno amichevole e riservato, ci rattrista profondamente. Si sente? Ecco. Ringrazio il Presidente per l'incarico affidatomi di ricordare la figura di Carlo e i tratti salienti della sua brillante attività scientifica ed accademica, anche se confesso di aver avuto qualche esitazione nell'accettare. Operando in un settore diverso dal suo, non ho avuto l'opportunità di stringere con lui quel rapporto di familiarità che nasce quando si lavora sul medesimo tema di ricerca, talvolta al medesimo tavolo di studio o di laboratorio per anni. Ho conosciuto Carlo nel 1982, al momento del suo ritorno a Padova nella facoltà di ingegneria, e da allora ho avuto il privilegio di essergli collega. Col trascorrere degli anni, incontrandoci anche fuori dal Dipartimento, ai concerti all'Accademia Galileiana, qui in Istituto Veneto e durante il viaggio in treno per raggiungerlo, la stima reciproca si è trasformata, credo di non esagerare, in amicizia. Questo forse attenua, ma non cancella la mia inadeguatezza, della quale chiedo scusa a voi e soprattutto ai suoi familiari che oggi hanno voluto accettare l'invito a questa commemorazione. Carlo Someda nasce a Padova il 20 luglio del 1941. La famiglia Someda, di origini friulane, già alla fine dell'Ottocento si è trasferita in Veneto. Il padre, Giovanni, è una figura eminente dell'Ateneo Patavino, professore di elettrotecnica, direttore di istituto, preside per più mandati della facoltà di ingegneria ed è un tecnico di grande valore, chiamato alla guida di società e industrie pubbliche e private a livello nazionale. È socio effettivo per molti anni dell'Istituto Veneto e dell'Accademia Patavina,
della quale è presidente dal 65 al 69. La madre di Carlo, Ada Cazzorzi, è laureata in fisica, una laurea, quella in fisica, assai rara per una donna. La famiglia Someda all'inizio, questa è una rara fotografia della famiglia Someda nei primi anni 40. Carlo consegue la maturità classica al liceo Tito Livio di Padova. Gli studi che ne caratterizzeranno la carriera accademica non cancelleranno la sensibilità per la cultura umanistica acquisita durante gli anni di liceo. Conserverà una predilezione per gli studi storici, facilitato in ciò da una memoria eccezionalmente tenace, ma anche un vivo ricordo delle lingue classiche. Mi ha colpito una volta sentirlo citare in greco una frase di Tucidide, e conserverà anche un profondo interesse per il mondo delle arti figurative. Nel momento di scegliere il percorso universitario ha qualche incertezza fra ingegneria e fisica. Sulla decisione finale, per ingegneria elettronica, oltre alle inclinazioni personali maturate nell'atmosfera familiare, peseranno il consiglio del padre e forse, mi piace immaginare, il ricordo di qualche ora trascorsa all'Istituto di Elettrotecnica, dove ancora ragazzo accompagnava talvolta il padre che la domenica mattina, i tempi sono molto cambiati, si recava per sbrigare degli arretrati e incontrarsi con colleghi e assistenti. Ingegneria elettronica rappresentava allora una novità nel panorama dei corsi offerti dalla facoltà. Contenuti scientifici di frontiera, insegnati da un gruppo di docenti giovani ed entusiasti, la prospettiva, o più realisticamente visto il contesto italiano, la speranza di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, ma soprattutto per Carlo l'inserimento in un itinerario che gli consentirà di coniugare l'approfondimento di raffinate teorie fisico-matematiche con le applicazioni al mondo delle nuove tecnologie. Si laurea giovanissimo con lode nel 64, ottenendo dalla facoltà la medaglia Sarpi per il miglior laureato dell'anno. La tesi ha per titolo Teoria e calcolo delle lenti magnetiche quadrupolari. Relatore ne è Ferdinando Gasparini, docente di campi elettromagnetici e circuiti, il settore disciplinare nel quale rientrerà gran parte della futura attività di Carlo. Nel gennaio 75 inizia il percorso accademico all'Università di Trieste e per quasi 20 anni, fino alla scomparsa del padre, lavorerà in sedi diverse dall'Ateneo Patavino. È assistente alla cattedra di elettronica applicata, ma le sue ricerche già si stanno orientando verso il settore delle telecomunicazioni. È un mondo, quello delle telecomunicazioni, partizionato in due aree complementari. Quella dell'elaborazione dei dati che si vogliono trasmettere, area che comprende ad esempio algoritmi di codifica, procedimenti di modulazione e così via, e l'area delle strutture e dei mezzi fisici che consentono di trasmettere i dati, antenne, guide d'onda, fibre ottiche, onde elettromagnetiche nell'atmosfera e nel vuoto. Le due aree sono interdipendenti. Gli avanzamenti di ciascuna inducono e condizionano quelli dell'altra, ma i problemi e i metodi di studio sono nettamente distinti. Carlo è interessato alla fisica e alle tecnologie connesse con l'elettromagnetismo, quindi alla seconda area. Nel 1965, grazie a una borsa di studio volta dell'IEEE,
si reca presso l'Università di Stanford, dove nel giugno 66 consegue il Master of Science in Electrical Engineering. Il professor Harris lo invita allora a prolungare di alcuni mesi la sua permanenza a Stanford per collaborare allo studio di problemi di ottica non lineare. Carlo accetta, ma torna prima in Italia e sposa Viviana Marangoni, che ha conosciuto durante gli anni di liceo. Insieme con lei rientra negli Stati Uniti. D'ora in poi la signora Marangoni gli sarà accanto, compagna di vita intelligente e discreta fino alla fine. Al ritorno in Italia si trasferisce nel 67 all'Università di Bologna, dove è assistente e nel 71 libero docente di campi elettromagnetici e circuiti, e dove svolge inizialmente la sua attività di ricerca nell'area delle microonde e della teoria dei circuiti. Nel 1970 partecipa ad un congresso europeo nel quale viene presentata la prima fibra ottica dotata di bassa attenuazione, inferiore a 17 decibel per chilometro. Fino ad allora nel mondo delle telecomunicazioni si era ritenuto praticamente impossibile trasmettere su grandi distanze un segnale luminoso veicolandolo su fibra ottica. L'ostacolo, in apparenza insuperabile, era costituito dall'altissimo livello dell'attenuazione subita dal segnale, dell'ordine delle migliaia di decibel per chilometro. Tuttavia, negli anni 60, Charles Kao, in una serie di lavori pionieristici che gli varranno il Nobel nel 2009, aveva dimostrato che le perdite lungo la fibra erano da attribuirsi soprattutto alle impurità presenti nel vetro, piuttosto che alla dispersione ottica, e che il problema poteva essere risolto migliorando il processo di produzione del vetro. Carlo intuisce che la tecnologia della fibra sta per diventare competitiva rispetto a quella delle guide d'onda circolari metalliche impiegate fino ad allora e che rappresentavano uno dei principali argomenti di studio a Bologna. Decide di verificarlo recandosi ancora negli Stati Uniti nel 1972. Fruisce di una borsa NATO e si reca presso i laboratori della Bell, dove collabora con il gruppo coordinato da Enrique Mercatili a ricerche pionieristiche sulle fibre ottiche e sulle loro applicazioni alle comunicazioni, e dove realizza i primi giunti meccanici fra fibre ottiche. L'esperienza maturata ai laboratori Bell gli dà la conferma definitiva che i sistemi di comunicazione in fibra possono competere con quelli su cavo coassiale o con onde radio, e una volta rientrato a Bologna non esita a indirizzare sul nuovo tema l'attività di ricerca sua e dei suoi collaboratori. Si interessa in particolare di analisi teoriche e numeriche su fibre ottiche e su dispositivi ottici integrati, mentre in ambito sperimentale realizza il primo riflettometro ottico a correlazione impiegato nella manutenzione e costruzione dei cavi in fibra ottica. In questa immagine vediamo Carlo Someda nel 1975 con alcuni collaboratori del suo gruppo di ricerca. Per i brillanti risultati ottenuti, nel 1976, vinto un concorso a professore ordinario, viene chiamato a coprire la cattedra di campi elettromagnetici e circuiti nella Facoltà di Ingegneria di Bologna. Nel volgere di pochi anni, anche gli allievi del suo gruppo, Gabriele Falciasecca, Maurizio Zoboli, Paolo Bassi, diventeranno ordinari. Qui è una
un'immagine di Carlo a un congresso a Pontecchio Marconi. A partire dalla metà degli anni 70 e negli anni 80, le aziende italiane raggiungono intanto una posizione di primo piano nell'area delle tecnologie fotoniche. Dopo la posa da parte di Xelt del primo cavo ottico a Torino, SIP e ASST posano cavi ottici terrestri e sottomarini. Telettra produce i primi sistemi di comunicazione su fibra ottica. Pirelli realizza amplificatori in fibra. Carlo Someda, che già al rientro dai Bell Lab aveva suggerito a Telettra di interessarsi alle telecomunicazioni su fibra, diventa uno degli esponenti più in vista del mondo accademico che promuove l'impiego delle fibre ottiche e partecipa ai progetti di ricerca. Qui vediamo la struttura di un cavo ottico sottomarino e qui lo sviluppo attuale davvero enorme della rete di cavi ottici sottomarini che sono stati posati. Sembra che Bologna sia diventata ormai la sua sede definitiva. Il matrimonio è stato allietato dalla nascita di 2 figli, Pietro e Giovanni, che frequentano le scuole della città. La signora Viviana insegna italiano e latino in un liceo. La vita accademica nell'Ateneo bolognese è ricca di riconoscimenti. Viene nominato direttore dell'Istituto di Elettronica e delegato del rettore per il settore amministrazione. Il gruppo di ricerca raggiunge livelli di eccellenza. Le collaborazioni professionali sono scientificamente stimolanti. Il rapporto con alcuni colleghi, in particolare con Francesco Barozzi e Giancarlo Corazza, dei quali era stato allievo a Trieste, si trasforma con gli anni in profonda amicizia. Ma all'inizio degli anni '80 lo contattano 2 colleghi di Padova, Renzo Marenesi, preside della Facoltà di Ingegneria, e Antonio Lepschi, direttore dell'Istituto di Elettrotecnica e di Elettronica, che gli rappresentano la drammatica situazione in cui versa a Padova il suo settore disciplinare, privo ormai di una guida e di un gruppo di ricerca, e lo invitano a considerare l'ipotesi di un trasferimento. Il padre di Carlo, Giovanni, è mancato nel 1978, quindi non sussistono più le motivazioni di opportunità che lo avevano trattenuto lontano dalla città natale. Tuttavia, accettare la proposta non è una decisione facile. Non è facile per Carlo abbandonare un'attività avviata felicemente con la prospettiva incerta di risollevare in Padova le sorti di un settore in crisi. Non è facile per i suoi familiari, che si sentono ormai cittadini bolognesi. Ma accetta la sfida e nell'82 viene richiamato con voto unanime dalla Facoltà di Ingegneria di Padova. E 2 anni dopo anche la famiglia si trasferisce a Padova. Nel 1980, con l'entrata in vigore nella legge 382, ha inizio un periodo di profonde trasformazioni per l'università e in particolare per l'area delle ingegnerie dell'informazione. Nell'87 nasce a Padova il Dipartimento di Elettronica e Informatica, ormai noto come DEI, che coordinerà un numero crescente di attività scientifiche e didattiche nell'area. In seno alla nuova struttura, nella quale si stanno rapidamente sviluppando da un tronco comune settori scientifici diversi, elettronica, informatica, telecomunicazioni, automatica, bioingegneria, la collaborazione interdisciplinare è molto stimolante.
ma è molto dura la competizione per il reperimento delle risorse umane, in particolare per chi deve creare dal nulla un gruppo di ricerca. Inizialmente unico docente del Dipartimento attivo nel settore dei campi elettromagnetici, Carlo si impegna senza riserve. Aggiorna i contenuti dei corsi, inserendo fra gli argomenti di studio la fotonica, le fibre ottiche, le sorgenti a semiconduttore. Predispone un nuovo libro di testo che avrà ampia diffusione e sarà pubblicato in inglese da Chapman Hall. Invita Enrique Mercatili a tenere un ciclo di seminari che hanno grande successo fra gli studenti. E gli studenti che seguono le sue lezioni si appassionano per la modernità dei contenuti e la rigorosa eleganza dell'esposizione. Chiedono di svolgere tesi di laurea sotto la sua supervisione. I migliori cominciano a iscriversi al dottorato. Grazie anche all'avvio di numerose collaborazioni e convenzioni sulla dispersione dei modi di polarizzazione, le non linearità indotte dall'effetto Raman, l'ottica planare sul neobato di litio, la progettazione di fibre e di sensori su fibre, Carlo può proporre ai suoi dottorandi temi di alto livello teorico e di sicuro interesse applicativo. E finalmente, sotto la sua guida, nasce nel corso degli anni 90 presso il DEI il gruppo Fotonica, che qui vediamo proprio negli anni 90. Per i risultati ottenuti, la scuola di Padova acquisisce ben presto una visibilità internazionale che nel 96 trova conferma nel conferimento a Charles Cao della laurea ad honorem in ingegneria delle telecomunicazioni da parte dell'Università di Padova. Carlo è il promotore dell'iniziativa e l'organizzatore di un evento al quale partecipano studiosi di tutto il mondo e rappresentanti delle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni. Qui vediamo Carlo insieme a Charles Cao, in abito accademico, in toga accademica, e nella successiva vediamo Cao insieme a Mercatili e a Carlo sulla sinistra ovviamente. Passano gli anni, alcuni allievi del gruppo Fotonica, Andrea Galtarossa, Marco Santagiustina, Luca Palmieri, Antonio Capobianco, che hanno collaborato a lungo con Carlo e ne hanno approfondito gli studi, sono docenti nella sede di Padova. Altri, Costantino De Angelis e Michele Midrio, diventano docenti nelle università di Brescia e Udine e, seguendo il suo esempio, vi sviluppano gruppi di ricerca. Qui è il gruppo di Fotonica, alla fine, nell'ultimo periodo di permanenza in ruolo di Carlo. Ricercatore capace di colloquiare con le imprese, Carlo comprende quanto sia importante nella formazione dell'ingegnere acquisire competenze nella gestione economica dei progetti e nella gestione delle persone. D'altra parte, la necessità di tener dietro alle nuove tecnologie ha ristretto lo spettro delle competenze fornite dai percorsi di laurea in ingegneria, diventati ormai fortemente specialistici. Carlo allora, in collaborazione con alcune aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, si propone di offrire un corso interdisciplinare di perfezionamento post lauream con l'obiettivo di completare la preparazione dei neolaureati in ingegneria. Nella progettazione del corso,
che poi nel 2003 diventerà il Master in Tecnica, Economia e Gestione delle Comunicazioni e dei Media, coinvolge esperti e dirigenti aziendali che si impegneranno poi come docenti e tutori degli allievi durante il periodo di stage. Dal 2000 al 2007 è direttore del corso e successivamente presiede il consorzio Università Industrie, che gestisce il master e le iniziative ad esso collegate. In questa immagine vediamo Carlo alla cerimonia di consegna dei diplomi del master. Nel periodo padovano, al tema delle comunicazioni su fibra ottica si affiancano gradualmente interessi nei settori delle antenne, della colorimetria scientifica, delle tecniche ottiche di monitoraggio, delle onde vorticose. Nel complesso, la sua produzione scientifica comprende più di 200 pubblicazioni, apparse sulle riviste più prestigiose del settore o presentate, spesso su invito, a convegni internazionali. Qui lo vediamo come chairman dell'European Conference on Optical Communications del 2003. Sulle orme dell'esempio ricevuto dal padre, Carlo manterrà sempre la forma mentis tipica dell'ingegnere, di una figura professionale, cioè che si interessa alle applicazioni e realizzazioni della tecnologia e mette in atto l'innovazione industriale. In questa veste è coinvolto in consulenze che l'Università di Padova svolge per la posa di cavi a fibra ottica destinati al telecontrollo dell'acquedotto della Romagna e della metropolitana milanese. Nel 2003 fonda una piccola azienda, la GHT Photonics, che partecipa a progetti di ricerca europei nel campo del monitoraggio ottico. Nel 2012 concorre a fondare, con colleghi del Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova e colleghi dell'Università di Uppsala, uno spin-off universitario avente per oggetto lo studio e la sperimentazione di onde elettromagnetiche vorticose. Detiene inoltre 14 brevetti per invenzione industriale. Non è possibile approfondire nel giro di pochi minuti gli aspetti più tecnici della sua produzione scientifica e credo sia comunque più appropriato accennare in questa sede alla sua figura di uomo di cultura. Socio per 20 anni dell'Istituto Veneto, ne ricordiamo tutti la varietà degli interessi e gli interventi puntuali a commento delle presentazioni. Ma è soprattutto durante i 2 mandati, dal 2012 al 2018, di presidenza dell'Accademia Patavina, è soprattutto allora che l'ampiezza della sua cultura, coniugandosi con un'indubbia capacità organizzativa, gli permette di operare efficacemente a favore di un'istituzione culturale, proponendole obiettivi nuovi e rinvigorendo le iniziative in atto. La sua azione incide significativamente sulla vita dell'Accademia fin da quando nel 2008, ancora in veste di presidente, organizza l'8° seminario di un ciclo iniziato nell'89 e dedicato alla tecnologia dell'informazione. Il contenuto del seminario, da Meucci a Marconi al terzo business del pianeta, è emblematico del suo interesse per i problemi storici e sociali dello sviluppo scientifico, interesse che continuerà a manifestare nel corso della presidenza, durante la quale i seminari del ciclo assumeranno cadenza annuale. Dal lungo elenco delle iniziative di cui si fa promotore, mi limito a citarne una soltanto, quella che più chiaramente rivela la sua personalità: l'organizzazione del progetto Wittenberg, che in occasione delle celebrazioni
per il 5° centenario della fissione delle 95 tesi di Lutero. Personalmente lontano dalla pratica religiosa, Carlo non è tuttavia insensibile ai problemi storico-filosofici che agitano il periodo della Riforma ed è interessato ad alcune istanze della Chiesa evangelica, ma è soprattutto attratto dalla straordinaria fioritura della musica sacra durante la Riforma. Il progetto, che nella prima parte è destinato ai giovani delle scuole secondarie e comprende un seminario sulla storia, teologia e musica della Riforma e una lezione concerto, culmina nella seconda parte con l'esecuzione del solenne concerto per la riconciliazione nella chiesa degli Eremitani di Padova. L'impegno organizzativo di Carlo, in collaborazione con i Rotary Club di Padova e provincia e sostenuto da generosi contributi di enti e privati, è premiato dall'eccezionale successo dell'iniziativa, che vede agli Eremitani la partecipazione di più di 1000 persone. La sua passione per il mondo della musica ci offre lo spunto per ricordare qualche lineamento più riposto della sua personalità. Cultore sensibile di musica classica, partecipava assiduamente ai concerti degli Amici della Musica. Ne ricordo ancora le animate discussioni durante l'intervallo con gli altri melofili presenti in sala circa la qualità dell'esecuzione e le discussioni all'uscita dei Pollini, quelle sulla paternità dei pezzi eseguiti come bis. Rimpiangeva talvolta di non aver imparato in gioventù a suonare uno strumento, ma in età adulta aveva appreso come autodidatta a leggere gli spartiti e si dilettava a confrontare fra loro, spartito alla mano, esecuzioni diverse del medesimo brano musicale. Amava lo sport. Grazie alla straordinaria memoria era in grado di ricordare, e gli piaceva competere nel ricordare, date e nomi di eventi sportivi, dal calcio, era tifoso del Torino, all'atletica leggera. Ha praticato il tennis, il nuoto e, finché le condizioni del cuore glielo hanno consentito, lo sci e le escursioni in quel di Carezza, insieme con la famiglia, alla quale si erano aggiunte con il trascorrere degli anni le famiglie dei figli. In questa fotografia i 5 nipoti hanno voluto farsi ritrarre con il nonno in toga accademica. Vediamo Matilde, studentessa di giurisprudenza, oggetto di un affetto particolare da parte del nonno perché dopo 100 anni è la prima femmina che nasce nella famiglia Someda. E poi Edoardo, Carlo, Giulio, Lorenzo. Un'immagine lieta che riflette la serenità degli affetti che lo circondavano, attenuando il disagio per i problemi di salute che cominciavano a manifestarsi. Serenità che negli ultimi anni Carlo ricercava anche ascoltando di mattina, nella quiete del suo studio, una cantata di Johann Sebastian Bach. Aveva iniziato dalla prima del catalogo e proseguiva con ordine, come era nel suo stile, la seconda, la terza. Non sappiamo a quale numero fosse arrivato, ma spero possa concluderne l'ascolto. Io ringrazio di cuore il consocio Ettore Fornasini per questa bella e competentissima commemorazione di Carlo Someda. Ed è vero, io credo, il tema centrale. Carlo Someda
era proprio fatto per le accademie. È stato, io parlo per questa, la Galileiana autorevolmente ha ricordato anche il suo presidente nel passato, ma in questa era membro attivissimo della nostra comunità, membro che si ricorda ancora la conferenza che fece sul grafene, che molti di noi ricordano vividamente ancora, ed rispondeva a quel mandato che Leopoldo Mazzarolli ha descritto così bene sul ruolo delle accademie, quella interdisciplinarietà, questa cultura straordinaria che spaziava nei campi più diversi, eccetera. Ed è vero, anche i trivia sportivi. Lui lamentava con me il fatto che adesso un qualunque giovinotto con un telefonino può immediatamente scoprire quello che molti, lui per primo, ricordava con un grande impegno, questi trivia sportivi sui risultati che tu menzionavi. E io credo che se ci vede la sua faccia sarebbe quella di questa stupenda fotografia che avete scelto per mettere qui. Vi ringrazio ancora, ti ringrazio ancora. Ettore, interrompiamo la seduta per salutare la famiglia, riprenderemo fra una decina di minuti.